Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Palermo i funerali dell'anziano morto dopo 20 giorni in una corsia d'ospedale. La figlia, mio padre è un martire, che la sua morte serva ad altri. La denuncia del PD, sanità siciliana al collasso. Lo studente palermitano finito su una sedia a rotelle dopo essere stato colpito da una bici lanciata per gioco a Torino. Mauro Gloriosa ha chiesto di ritirare la costituzione di parte civile al processo. Papà soffre troppo. Furti e razzie di arance nelle campagne. La denuncia della Coldiretti. Il danno per i produttori è enorme. Un ticket per la fecondazione assistita che dal 1 gennaio è entrata a far parte dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, i dubbi sulla copertura economica. Calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Modena. Dionisi ancora sotto esame. Il Catania domani al Massimino riceve la Juventus Next Gen. Il tecnico toscano chiede continuità. Oggi pomeriggio il Messina gioca contro il Taranto. Oggi a Palermo i funerali dell'anziano morto dopo aver atteso 20 giorni in una corsia dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. La figlia, mio padre è un martire. Dopo le dimissioni del direttore sanitario, il governatore Schifani incontrerà il direttore generale. Sentiamo Marco Gullà. Mio padre è stato un martire, quindi spero che la sua morte faccia giustizia e consenta a tante altre persone come lui di restare invece in vita. Ecco. Lei è la figlia di Giuseppe Barbaro, il 76enne morto a Villa Sofia dopo aver atteso per oltre 20 giorni un intervento alla spalla. Questa mattina ai funerali, un decesso che ha fatto scalpore con l'ira del presidente della regione Renato Schifani e le successive dimissioni del direttore sanitario di Villa Sofia arrivate ieri. La sanità siciliana è nel caos, con pazienti che attendono in barella da 10 giorni e con posti esauriti negli ospedali. Lui voleva solo tornare a casa mia dal primo giorno. Spero che la morte di papà serva a qualcosa, solo questo. Intanto il presidente della regione Renato Schifani ha convocato per lunedì pomeriggio a Palazzo d'Orleans il direttore generale di Villa Sofia Roberto Colletti. L'incontro servirà per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero. Il CIMO in una nota però sottolinea solidarietà ai medici e al direttore sanitario che si è dimesso. Se qualcuno ha in mente di finire di sgretolare il sistema sanitario pubblico, dice il segretario Bonsignore, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'obiettivo finale. Intanto il Partito Democratico ha avviato un monitoraggio negli ospedali siciliani per verificare le criticità. La deputata nazionale Giovanna Iacono ha ispezionato il pronto soccorso della struttura di Agrigento. Davide Sardo. Decine di pazienti in attesa, familiari in protesta, ambulanze bloccate per l'assenza di barelle e la fotografia del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento scattata dalla deputata Giovanna Iacono del Partito Democratico durante uno dei sopralluoghi del 2 giorni organizzata dalla PD per monitorare le condizioni della sanità siciliana travolta dalle difficoltà. E i dati che abbiamo ci danno un quadro abbastanza tragico della situazione, quindi con carenze strutturali ma anche con carenze di personale, e questo è chiaro che rende difficoltoso poi quello che dovrebbe essere al centro della sanità pubblica e quindi il diritto delle persone ad avere le cure appropriate. Fermo restando anche che ci sono altri dati che ci forniscono una situazione per cui chi non ha la possibilità economica di curarsi non si cura più in Italia e in Sicilia. Pochi medici e infermieri, scarso il numero di operatori sociosanitari, assenza di collegamenti tra i pronto soccorso e le strutture sanitarie territoriali, posti letto insufficienti. Il sistema sanitario pubblico siciliano è al collasso e il bilancio del segretario generale Barbagallo, nonostante la grande abnegazione di medici e personale sanitario, perché il centrodestra ha scelto lo smantellamento a favore del sistema privato.
Aggredisce una dottoressa del reparto di pediatria dell'ospedale di Biancavilla nel Catanese, colpisce anche l'infermiere e una guardia giurata intervenuti per difenderla. A scagliarsi contro il sanitario 2 donne, una è stata arrestata, una donna di 25 anni. L'aggressione pare sia collegata alle visite a cui la dottoressa aveva sottoposto i 2 figli piccoli della donna. E adesso veniamo alla storia dello studente palermitano finito su una sedia a rotelle dopo essere stato colpito da una bici lanciata per gioco dai Murazzi di Torino. Mauro Glorioso ha chiesto di ritirare la costituzione di parte civile al processo. Troppa sofferenza per papà. Emanuela Corsi. La mia speranza è che il 7 settembre io possa dire questa frase: Maurino, hai avuto la giustizia che ti meriti. Era il 2023 quando Michele Glorioso pubblicava questo video su Instagram chiedendo giustizia per il fratello Mauro, il giovane studente palermitano reso tetraplegico da 5 ragazzi, di cui 3 minorenni, che scagliarono dai Murazzi di Torino una bici elettrica ferendolo gravemente. Gli autori del lancio della bici erano stati individuati dagli investigatori in 3 minorenni, condannati in via definitiva con rito abbreviato a pene comprese tra 6 anni e 8 mesi e i 9 anni e 6 mesi. Per uno dei 2 maggiorenni del gruppo a fine gennaio si ripeterà il processo d'appello dopo l'annullamento della sentenza precedente da parte della Cassazione. La condanna più dura è stata inflitta ieri a Sara, l'altra maggiorenne, che ha scelto il rito ordinario e che il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni per concorso morale e intentato omicidio. Una sentenza esemplare, inaspettata, che nonostante tutto non restituirà una vita normale a Mauro né serenità ai familiari. Dopo la lettura del dispositivo, uno dei legali della famiglia Glorioso ha riferito il commento del padre del giovane: anche questo esito processuale non può restituire a Mauro e a noi una qualità di vita accettabile. È così che Mauro Glorioso ha spinto la famiglia a revocare la costituzione di parte civile nel processo. Basta, papà non deve andare più, soffre ancora, ogni volta. Sono state le parole del ragazzo, oggi 23enne, riferite sempre dall'avvocato, che ha spiegato: non voleva più perché era un'ulteriore sofferenza per il padre, visto che da parte degli imputati non c'è mai stato un vero pentimento. Quando venne mostrata in aula la foto di Mauro, reso tetraplegico, non hanno alzato nemmeno un sopracciglio. Sei la mia schiava, devi fare tutto ciò che ti dico, urla alla moglie, lei fugge, lui la insegue e la raggiunge nel terrazzo di casa colpendola con un tavolino di ferro all'addome quando la donna cade a terra con calci in testa. È l'accusa contestata dalla polizia ad un 61enne arrestato a Catania per maltrattamenti e lesioni. Furti nelle campagne, una piaga che mette in ginocchio i coltivatori. Bande organizzate fanno razzie di arance rosse, il danno per i produttori è enorme. La denuncia della Coldiretti. Orazio Longo. Non si tratta del piccolo furto del chilo di arance o di limoni, di uva o di angurie, si tratta di vere e proprie bande organizzate che rubano con sistematicità dai terreni coltivati e messi a produzione. Una vera e propria piaga che in queste settimane ha preso di mira la produzione delle arance. Il bottino arriva anche a 50 quintali in una sola ora, equivalente a un danno di 3.000 euro più o meno per i coltivatori, con una frequenza di furti che è giornaliera. Le zone prese di mira sono quelle della piana di Catania Sud, da Palagonia a Scordia, a Lentini, a Militello, quella che ha resistito meglio alla siccità e che ora sta producendo un buon prodotto di arancia rossa. I ladri arrivano organizzati di tutto punto, con auto pronte a trasportare il prodotto, taglierini a batteria, cesoie per far saltare in un solo colpo i lucchetti dei cancelli. Rubano dall'albero di giorno, i proprietari si organizzano, fanno ronde, mettono sorveglianti privati, ma nulla possono contro squadre numerose. E il rischio è anche per l'incolumità. A raccontare la situazione al prefetto di Catania è stata la Coldiretti. Abbiamo segnalato in particolar modo la dinamica dei furti compiuti da vere e proprie bande organizzate di delinquenti che depredono le aziende rubando quantità significative di agrumi che poi vendono agli angoli delle strade. Tra le richieste inoltre quelle di intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e incrementare il controllo sulla vendita abusiva. Le associazioni dei coltivatori sottolineano l'importanza di denunciare i furti anche se di modico valore. Il problema è annoso e si ripropone periodicamente ma con numeri sempre più alti. Il prefetto da parte sua ha confermato l'impegno per far sì che i comuni diano un necessario supporto per l'installazione lungo le strade provinciali della videosorveglianza. La questione sarà proposta in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza.
Un operaio di una ditta privata è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in viale Vittorio Veneto a Catania. L'uomo, per rimuovere le luminarie di Natale, era salito su una scala appoggiata ad un palo della luce che all'improvviso ha ceduto. L'operaio è caduto sull'asfalto, per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare fra l'altro di fecondazione assistita. Dal 1° gennaio la procreazione assistita è entrata a far parte dei cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza. In pratica le coppie che hanno difficoltà ad avere figli potranno accedere a queste costose cure pagando un ticket, ma c'è il dubbio sulla copertura. Emanuela Corsi. Svolta in Sicilia per le coppie che hanno difficoltà ad avere figli. Da quest'anno infatti potranno accedere alla procreazione assistita pagando un ticket e risparmiando migliaia di euro. Dal 1° gennaio il nuovo decreto del ministro della Salute Schillaci ha inserito questa prestazione medica assieme ad altre all'interno dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Fino al 31 dicembre dell'anno scorso la fecondazione omologa e quella eterologa invece erano fuori dall'elenco. I centri pubblici siciliani già attrezzati sono il Cannizzaro di Catania, il Cervello di Palermo e il Papardo di Messina, mentre sono 9 i centri privati accreditati, 4 a Palermo, 3 a Catania, 1 a Messina e 1 a Ragusa. Il costo del ticket ammonta a 730 euro, una cifra non da poco ma che comunque permetterà di risparmiare migliaia di euro. Una svolta epocale, sono ormai 7-8 anni che aspettiamo che venga permesso alle coppie di accedere e avere i trattamenti di riproduzione medicalmente assistita a carico del sistema sanitario nazionale. Fin qui la bella notizia, ma resta ancora da risolvere il nodo delle coperture. L'assessorato infatti deve ancora stabilire un budget. Devono assegnare i fondi che devono essere messi a disposizione di queste coppie. Dai fondi dipenderà anche quante coppie potranno accedere. Spero che i fondi siano sufficienti per accettare tutte le coppie. Noi ci immaginiamo che ci sia anche un aumento delle coppie che accederanno e chiederanno di avere un figlio attraverso la medicina, non avendolo naturalmente. Sono 80.000 le coppie che affrontano la procreazione assistita in un anno, 5.000 le coppie siciliane che si rivolgono ai centri specializzati. Durante la discussione dell'ultima finanziaria regionale, grazie ad un emendamento, è stato anche istituito un fondo da 1,5 milioni di euro per aiutare quelle coppie con un reddito ISEE basso che non sono in grado di sostenere neanche le spese del ticket. E oggi dopo il TG alle 14.30, dunque su Telecolor, e domani alle 14 su Antenna Sicilia torna Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti che ci ha raggiunto qua in studio e che oggi toccherà un tema molto delicato, la riforma della giustizia. La riforma della giustizia nella separazione, nella parte che riguarda la separazione delle carriere. Buongiorno Lorena. Il tema è abbastanza di attualità, anche perché mentre va avanti sul piano politico il CSM invece i magistrati hanno bloccata questa riforma, quindi c'è ancora tutto un dibattito aperto. Ci saranno degli ospiti abbastanza autorevoli, tra tutti il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ci sarà il costituzionalista, il professore costituzionalista, componente laico del CSM Felice Giuffre, ci sarà l'aggiunto di Catania Ignazio Fonso, ci sarà Andrea Reale che è un GIP a Ragusa che fa parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, il penalista Antonio Mifomefreddi, insomma come sempre mettiamo tanta carne al fuoco. Poi apriremo una parentesi sull'Assemblea regionale e del Partito Democratico che si è appena conclusa, quindi daremo l'esito quasi in tempo reale, perché il nostro è un approfondimento che parte sempre, lo ricordiamo, dalla politica, quindi insomma da quelli che sono i temi della politica. Quindi appuntamento alle 14.30 subito dopo il telegiornale, noi siamo già pronti. E noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e torniamo poi con la pagina sportiva. Siamo al calcio, primo impegno dell'anno per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Modena. Marco Gullà. Ripartire. Il diktat in casa Palermo per il 2025 è proprio quello di riprendere a marciare. Domani al Barbera arriva il Modena per il primo impegno del nuovo anno. Ancora nessun acquisto. Il neo DS Ossi sta lavorando a fari spenti, ma contro i Canarini Dionisi dovrà fare di necessità virtù. Tanti assenti, mancheranno il portiere De Planche, poi Di Mariano, Di Francesco. Dopo la fiducia ridata a Brunori, l'attaccante domani dovrebbe essere titolare al fianco di Leduaron. Nonostante la conferma, Alessio Dionisi è ancora sotto
sotto esame, l'allenatore oggi in sala stampa ha detto: ho parlato con la società, anche io mi sento in discussione ogni giorno, stiamo approfondendo la conoscenza con Osti, non sono comunque l'unico responsabile, non stiamo facendo bene, è palese, ma siamo fiduciosi e ci rialzeremo. Non ho parlato prima delle decisioni perché le decisioni spettano alla società, non è una mia decisione sicuramente, perché anch'io mi sento in discussione ogni giorno e ci mancherebbe non mi sentissi tale. Per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo, lo conoscevo, non solo di fama, avevamo avuto modo, forse l'ha ricordato anche lui, di conoscerci. Ovviamente il suo curriculum e la sua esperienza parlano per lui, e dal momento che c'è stato questo cambiamento ne ho preso atto e la comunicazione tra me e la società non è mai mancata, come tra me e il nuovo direttore sportivo. Dionisi dovrebbe confermare la difesa a 3 con Banica, Nicolao e Ceccaroni. Ranocchia regista, Verre in ballottaggio con Basic. In porta andrà Salvatore Sirigu, che torna titolare col Palermo in campionato dopo 14 anni. Domani fischio d'inizio alle 15. E il Catania domani al Massimino riceve la Juventus Next Gen. Toscano chiede continuità. Marco Carli. Trovare continuità, quella che è mancata finora, è l'obiettivo del Catania, ancor più dopo i 2 minuti di Benevento che hanno cambiato la partita e anche le prospettive. Ma la gara con la capolista è ormai alle spalle, adesso c'è la Juventus Next Gen che arriva al Massimino forte di una serie di 6 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pari. Squadra rivitalizzata dalla cura Brambilla che però il Catania deve battere per ottenere l'infa in questa fase di stagione delicata, con il mercato entrato ormai nel vivo. Ho avuto la fortuna di incontrare la Juventus la passata stagione e il percorso e la filosofia di questa società, di questa squadra, ti dice che il girone d'andata è una squadra, il girone di ritorno è tutt'altra squadra, perché, ma è normale, facendo giocare dei 2006-2005 hanno bisogno di tempo per crescere. Toscano conta su Jimenez fra i convocati da verificare l'utilizzo dall'inizio nel caso alternativa Verna, Di Tacchio disponibile ancora partita in corso dopo una settimana difficile a causa di un virus che l'ha debilitato. Per il resto ancora inutilizzabili Beters, Di Gennaro, Luperini e Sturaro, con possibile impiego in avvio di gran parte, se non di tutti, gli interpreti che hanno iniziato a Benevento. A noi manca quella continuità, lo diciamo sempre, la continuità tra partita e partita e durante la partita. Dobbiamo lavorarci assolutamente. Catania Juventus Next Gen sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, commenti da studio e alla fine le interviste ai protagonisti. Oggi pomeriggio il Messina gioca contro il Taranto, impegno casalingo invece domani per il Trapani. Sergio Colosi. Messina e Taranto ricorderanno a lungo nella loro storia la partita di oggi a porte chiuse sul neutro di Francavilla Fontana. I numeri dicono già tanto, 19 punti in 2, 29 senza la penalizzazione dei rossoblù, ma le ultime vicende sono ancora più drammatiche della classifica, lontane da un campionato professionistico. Del Taranto si sapeva tutto, di una retrocessione annunciata, ma a ruota potrebbe seguirlo il Messina, che non lo batte a domicilio da 65 anni. Poco più di una settimana dal cambio societario, ma la situazione peloritana è ancora più grave. Giocatori in fuga, 6 non convocati destinati ad altre squadre, su tutti Petrungaro, già del Potenza, Frisen e Rizzo, nuovi e vecchi dirigenti assenti, nessun rinforzo, il DS Roma in fuga e una squadra allo sbando. Così quella che oggi poteva essere la partita del rilancio, dopo 6 sconfitte in 7 giornate, rischia di trasformarsi nell'ennesimo stop e contro questo Taranto sarebbe di una gravità assoluta. Uomini contati per Modica, tornato al timone dopo un attacco influenzale, inserimento di Morleo e Salvo in difesa, in attacco Luciani e Anatriello all'ultima presenza con il Messina. Calendario favorevole per il Trapani, imbattuto con Capuano ma in cerca di vittorie. Può rilanciarsi nel doppio turno casalingo contro Crotone e Taranto. Domani in porta c'è Ucai, promosso titolare a Picerno. È tutto per questa edizione, dopo il TG vi lascio al punto condotto da Luca Ciliberti, grazie a tutti, un buon pomeriggio.